Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, noi parleremo del tema ogni tanto nella vita bisogna capire da che parte stare. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gala del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il The Gala Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. E se vi scappa anche un super like qui sotto e un commento, il vostro Marietto sarebbe felice. Bene, faccio questa brevissima pillola, questa micropillola per spiegare che alcune volte nella vita bisogna proprio capire da che parte stare. Il vostro Marietto già 5 anni fa vi aveva detto i tempi che sarebbero successi, che sarebbero venuti. Posso aver mancato di un mese, però il concetto era questo. Adesso noi ci troviamo veramente in un bel tourbillon, in un bel minestrone, in un bel vortice di cioccolato e dobbiamo riuscire a capire che abbiamo tutti gli strumenti per poter superare questo momento drammatico per lo stivale. Vi ho spiegato che l'Italia è sotto attacco vibrazionale, il nostro governo sta facendo grandi cose per poterci far passare la suppostina in modo elegante, spara di tutto e di più, si sono concentrati come si suol dire della serie guarda la luna e la gente indicava la luna e la gente guarda il dito e hanno cominciato a parlare delle mascherine. Adesso il problema principale mascherine e tutti sanno, quelli del campo sanitario, che un virus, una mascherina la buca come quando vuole. Quindi chiaramente capite che il nostro governo e i servizi segreti e militari stanno facendo di tutto per far passare questo attacco come una cosa diciamo naturale, e giù i partiti che chiaramente molto probabilmente alcuni sono ignoranti in materia, ci credono, fanno da gran cassa risonante e via, grandi litigate su mainstream per queste cose che effettivamente servono relativamente poco, ma a livello psicologico hanno catalizzato tutti i problemi in questa direzione. I problemi in realtà sono ben altri, noi siamo sotto attacco vibrazionale, non solo noi ma l'Occidente e anche tutto la nostra struttura che ci serve a vivere. Noi siamo sotto attacco perché dall'Oriente, in un certo senso, al posto di vendere magliette e prendere know-how, cioè conoscenza, adesso si sono stancati e vogliono la fetta più grossa. Ma noi dobbiamo riuscire a capire da che parte stare. Molti vengono dal Marietto, lo ascoltano, ma non hanno ben messo a fuoco la gravità. Qui non si vendono soluzioni tout court, cioè che risolvono i problemi in 448, qui bisogna sputare sangue e sudore, sputa e spazza, come diceva in un cartone animato un soggetto. Bisogna darsi da fare, fare quello che si può, chiaramente con le proprie forze, con le proprie energie, e noi l'unica cosa che possiamo dare è la conoscenza, il know-how a livello magico, cioè noi intendo dire il Legana Marietto Veneziano e anche chiaramente la Minas. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che è il nostro potere per aiutare gli altri, perché se noi aiutiamo gli altri aiutiamo direttamente anche noi stessi. Non dico io, Marietto e la Hilde e la Midas, ma dico noi in senso tutti quelli che seguono il Marietto. Quindi bisogna rendersi conto che non bisogna stare sul web a cazzeggiare o a perdere tempo o a trollare o a cercare di, come si suol dire, narcisisti, ma bisogna stare sul web per riuscire a capire come potersi difendere per le prossime puntate di questa vita. La cosa importante è che il vostro Marietto ha messo delle pillole di studio radiostesico gratuito e questo è già un primo passo. Se li seguite, se li guardate, se li condividete, ecco, condivideteli con gente che non ha mai saputo cos'è la radiostesia, perché questi circuiti e quadranti radionici e circuiti radionici e quadranti radiostesici che il vostro Marietto Veneziano ha messo gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org
servono perché possono essere, non sono armi, ma diciamo che possono essere utili a una difesa vibrazionale in rapporto a quello che sta per arrivare, perché questo è il primo scalino che abbiamo fatto. Dopo, nel futuro, se noi non ci svegliamo e non attiviamo tutte le nostre difese, arriveranno altri gradini. Quindi bisogna essere belli alzati la mattina, ma anche svegli. Voi sapete che vostro marietto si alza presto ma si sveglia tardi, però incontro delle persone che sono ancora degli zombie, no? Quindi lasciate stare i narcisi, lasciate stare questi gruppi piramidali di maghi della mano sinistra che fanno solo danni e non hanno il senso dell'insieme, no? Qui, se non ci uniamo insieme, periremo singolarmente, e quando arriveranno poi quelli dell'Oriente, la vedo dura per questi supereroi della magia tout court che vogliono solamente gonfiare il proprio ego. Qui, cari amici, bisogna stare tutti insieme e andare tutti nella stessa direzione, creare tutto un ombrello vibrazionale per il nostro stivale. Bene, cari amici, spero di aver dato l'idea di cosa vuol dire stare dalla parte giusta, perché alcune volte alcune persone non hanno capito che non c'è tempo da perdere. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo di iscrivervi al canale del legale Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao!